Interventi di implantologia a carico immediato o di chirurgia in generale sono molto temuti dai pazienti che hanno l'ansia del dentista. Ecco, io vorrei sfatare un po' questo mito, perché normalmente certe chirurgie si fanno in sedazione, quindi ci sono farmaci ansiolitici, tolgono l'ansia, il paziente è sereno, per il dolore c'è l'anestesia, quindi questo trauma psicologico viene superato, anzi il paziente dopo l'intervento è veramente contento e spesso dice: se sapevo l'avrei fatto prima. Poi tanti dicono: ho capito, mi gestite bene durante l'intervento, ma il dopo com'è? Normalmente il dopo si gestisce con degli antidolorifici, non è uguale per tutti, però con qualche antidolorifico si gestisce tutto il post chirurgico, con terapia antibiotica, in certi casi insomma c'è una terapia farmacologica dedicata al paziente dipendente, nel senso che in base alla situazione clinica. Posso però con questo sfatare il mito che sono interventi molto dolorosi, sono interventi non sono da temere, se gestiti bene, con competenza e in sicurezza, sono interventi che si gestiscono quotidianamente nelle cliniche DRM a livello ambulatoriale.